L'associazione Empedoclina Oltrevigata, rappresentata dal giornalista Danilo Verruso, prende posizione circa il ritrovamento in discarica del documento dello scrittore Andrea Camilleri, ritrovamento messo in luce dal giornalista della Sicilia Francesco Di Mare, che ha visto una vasta eco sulle testate nazionali. L'associazione Empedoclina afferma come siamo esterrefatti. Abbiamo appreso del ritrovamento in discarica del documento firmato dal maestro Andrea Camilleri, con la quale autorizzava il comune di Porto Empedocle a utilizzare il nome Vigata. Al di là delle dovute indagini interne al comune preannunciate dal sindaco Calogero Martello, non può che trattarsi di un increscioso episodio da addebitare molto probabilmente a un banalissimo errore. Il documento per la nostra città ha un valore inestimabile. Dopo la fiction girata nel Ragusano per ragioni prevalentemente tecniche, gli empedoclini legittimamente si sentirono derubati e fu allora che l'amministrazione, insieme al maestro Camilleri, decisero di organizzare delle iniziative legate definitivamente il nome Vigata a Porto Empedocle, un atto di generosità e di amore da parte dello scrittore empedoclino nei confronti della cittadinanza. Non finì lì, successivamente venne realizzata la statua del commissario Montalbano, che Andrea Camilleri volle con le sembianze letterarie e non televisive, così come lo aveva immaginato, tracciando un solco indelebile tra lo sceneggiato girato nella Sicilia orientale e i luoghi in cui è nato e che hanno dato vita ai suoi personaggi. A nostro parere, afferma Danilo Verruso, adesso spetta a noi prenderci cura di questo prezioso patrimonio e non possiamo che farci piacere le parole del sindaco di Porto Empedocle. Il documento, come è giusto che sia, sarà fisso nella stanza di rappresentanza del sindaco empedoclino affinché la memoria e il ricordo di Andrea Camilleri siano tenuti vivi in maniera adeguata e solenne. Proprio queste motivazioni ci spingono a formulare una proposta. Sindaco Martello, il documento ritrovato appartiene a tutti e non solo agli empedoclini, appartiene a tutti gli amanti della letteratura e del teatro camilleriano. Pertanto le proponiamo di non affiggere il documento nella sua stanza visibile soltanto a poche persone, ma custodirlo in una teca e di trovare uno spazio adeguato per allestire una mostra permanente che possa raccontare le radici e il forte rapporto tra Andrea Camilleri e la sua città natale.